Lavoro nero diventa più rischioso e per scoraggiarlo e mettere un po' di ordine nella complessa materia arriva la patente a punti sul lavoro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto PNRR che punta sul contrasto alle frodi, responsabilizzazione degli enti attuatori, alloggi universitari, messa a punto della governance, spinta alla digitalizzazione e contiene anche le norme per la sicurezza sul lavoro. A partire dal 1° ottobre 2024 sarà attiva dunque la patente a crediti per la sicurezza sul lavoro, che saranno 30 e riguarderà imprese e lavoratori autonomi che per operare ne dovranno avere almeno 15. Sarà rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro dopo l'iscrizione alla Camera di Commercio, il rilascio della necessaria formazione al personale, la documentazione DURC, il documento di valutazione dei rischi e DURF. Per l'impresa o il lavoratore autonomo privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 scatterà la sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro. Insomma, il meccanismo della patente a crediti nell'edilizia ricorda un po' quello della patente a punti nella guida e con la decurtazione. Nella bozza del decreto PNRR viene spiegato che la patente a punti per la sicurezza sul lavoro potrà essere decurtata di 20 in caso di morte del lavoratore, 15 per inabilità permanente al lavoro, assoluto o parziale, 10 per una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 40 giorni, ma si potrebbe anche sospendere la patente fino a un massimo di 12 mesi.